Allora, abbiamo capito a questo punto, quando ci sarà questo passaggio al mercato libero che avverrà? Dal 1° gennaio. Dal 1° gennaio, quindi bisognerà in qualche 2022, modo... ma abbiamo chiaramente un anno di tempo per poterci chiaramente, per transitare da una parte all'altra, per cui c'è un margine per cui i consumatori non pensino che il 1° gennaio, tutti nel mercato libero per forza, se no vi multo. No, con calma. C'è addirittura, è stato creato come dire una zona grigia, cioè hanno creato anche per quelli che i ritardatari famosi come dire un periodo di riflessione, la chiamano, in cui sceglieranno chiaramente rimanendo in un mercato simil salvaguardia, si chiama, cioè se ancora nel mercato, non sei più nel mercato tutela ma sei nel mercato di salvaguardia, guardati intorno, hai un tot di tempo, sappi che a fine del 2022 si va tutti quanti nel mercato libero, quindi scegliti se vuoi stare con la Elena, con Sergio, con Maria, con questo. Perfetto. Questo è importante, per cui non state adesso a farvi prendere dal panico e mamma mia il 1° gennaio siamo tutti nel mercato libero, ecco. Però ci dobbiamo andare per forza, per cui è finito diciamo le proroghe famose, e in Italia siamo famosi per le proroghe avanti e indietro. Ecco. E allora la differenza, perché per completare un po' il discorso, dopo vedremo il gas, nel mercato libero il gioco si potrà svolgere sul servizio, qualità del servizio offerto, che voi avete ribadito un sacco di volte, e poi sullo zoccoletto del 30% del costo energia. Punto di domanda. Cioè, come fare la scelta? Come fa il consumatore a fare una scelta consapevole? Cosa deve guardare? Su che cosa deve orientarsi? Io dico sempre che bisogna stare attenti sempre alle clausole contrattuali, perché le variazioni, proprio essendo delle variazioni minime su una percentuale minima, che è quella famosa di 1/3 di tutta la bolletta, e il resto poi ne parleremo dei costi incomprimibili, chiaramente la salvaguardia del consumatore sta nel fatto che deve leggersi bene le condizioni contrattuali. Io ho messo una slide che spero che sia quella di chiusura definitiva, dove ci sono 5 cose da tenere presente quando si va a firmare un contratto. Bisogna stare attenti a queste 5 cose, perché la durata molto, molto ampia, con penale, varie formule, ecco le 5 cose da sapere. Vedo che la regia, le 5 cose da sapere: che il cambio di fornitore è gratuito sempre, cioè tu cambi fornitore ed è gratuito, non starti a far mettere in testa idee che se cambio fornitore adesso becco penali di qua e di là. Non hai vincoli contrattuali di tempo. Io mi posso mettere con un venditore, poi dopo 9 mesi non mi trovo bene perché ho visto che c'è un'offerta migliore, transito all'altro venditore senza spese, non esistono penali. Qualche furbacchione, ma sai, ti possono sospendere in un attimo dal passaggio a uno all'altro il gas o la luce. Non è vero, non esiste proprio. Il mio contatore rimane il mio contatore e funziona. Piuttosto che me lo venda Elena, me lo vende Sergio l'energia, ma il mio contatore deve funzionare sempre. Il gas mi viene fornito regolarmente, volta per volta. Non è che se io cambio fornitore può succedere il famoso blackout, come succede in qualche passaggio in telefonia, dove per un motivo loro personale e poi dopo bisogna guardare le condizioni contrattuali. Ragazzi, bisogna stare attenti alle condizioni contrattuali. Quanto più tempo ti vincoli, cioè quanto più sconto ti fanno, tanto più pretendono di vincolarti nell'arco del tempo, chiedendo anche delle penali che, ripeto e lo dico qua, sono illegittime. Lo hanno stabilito un sacco di sentenze, per cui le penali nel passaggio da un gestore all'altro di energia sono illegittime. Chiaro. Per cui non abbiate paura di guardarvi intorno e vedere quali sono le migliori offerte. Non vincolatevi per molti anni e cercate di guardare le condizioni contrattuali. Perfetto. E nessuno vi sospenderà la linea, e c'è il gas o la luce. Perché paghiate le bollette? Queste sono cose fondamentali, sono piccole, io me le scrivo, poi dopo le metto sulle slide. L'importante è poi ricordarsi comunque di pagare le bollette, perché a volte c'è anche questo piccolo problema che può causare delle problematiche, voi l'avete ribadito tante volte. Allora, nel mercato tutela c'era una clausola che diceva: se uno è moroso, almeno per due fatture, alla terza fattura
entra nel mercato di salvaguardia, che era un mercato gestito... Era, sta dicendo. Era. Nel mercato libero, se non si pagano le bollette, bisogna pagare le bollette, perché si può incorrere, non dico in sospensioni, perché anche quelle sono illegittime, perché la luce è un bene di cui non possiamo farne a meno. Però bisogna poi dopo cercare anche di trovare delle soluzioni alternative, non cambiando gestore sperando che il vecchio gestore si dimentichi che io ho un debito con lui, perché quando io transito da un gestore all'altro transito anche con il mio debito, e se il nuovo gestore se lo prende me lo carica nelle sue fatture, nelle prime sue fatture. Per cui c'erano molti furbi, tra virgolette, che pensavano che ho fatto 400 euro di debito con Sergio, allora vado da Elena e metto la mia utenza, faccio il contratto di luce con Elena. Elena mi dice: guarda che Sergio mi ha detto che tu hai 400 euro di debito con lui, me le devo accollare io, ma poi te le metto sulla bolletta mia. Ci siamo capiti? Non è che si transita da uno all'altro, quello di prima il debito se lo paga lui, il venditore. Ecco, questa è una cosa molto lapalissiana, però in Italia succede che molta gente per un periodo ha fatto questo... Adesso la situazione è cambiata? Adesso la situazione è cambiata, perché vedi, il mercato libero anche forse ha questo pregio, no? Che ti dice chiaramente: guarda che se non mi paghi le bollette, sta attento, che io ti metto in salvaguardia. E il mercato di salvaguardia, il costo del kilowattora o il costo del metro cubo di metano sono, non ti dico quanto aumentano, non ti dico quanto aumentano. Per cui se prima si andavi anche nel mercato di salvaguardia, un kilowattora che poteva costare 0,25 ti veniva a costare 0,60, capisci? Ti dava la possibilità di pagare più avanti rateizzando nel tempo, si chiamava il famoso CIMOR, certo, no? Il coefficiente di morosità. Ma adesso però nel mercato libero, ma se tu vai a comprare qualsiasi cosa, un bene o un servizio, se non paghi le tue 2 rate, 3 rate, pensa alle finanziarie, chiudono tutto, ti bloccano e devi pagare tutto in un'unica soluzione. E sono costi, sono dolori. Torniamo un attimo, se la regia mi mette in onda il messaggio di prima, che così lo possiamo anche leggere insieme. Mi scuso. Buongiorno, francamente credo che bisogna guardare di più il servizio offerto che il risparmio, visto che è molto basso. A me interessa che ha un problema, il gestore intervenga subito, cosa che con il mercato tutelato non succedeva. Provato sulla mia pelle. Saluti, scrive il telespettatore. Questo telespettatore o ha avuto a che fare con me, oppure ci siamo visti magari anche in un bar e ne abbiamo parlato, perché questo è il mio pensiero e l'ho detto anche nella trasmissione scorsa sulla telefonia: la qualità del servizio. Allora, se un venditore è solo venditore, se mi succede un guasto al rubinetto al contatore del gas, va bene, la carta dei servizi di quel venditore prevede 48 ore di tempo, no? Perché deve chiamare il distributore locale, che deve mandare i suoi uomini con la camionetta e fare la riparazione, giusto? Boh. Se il venditore è anche distributore, significa che io ho un contratto garantito sicuro, che essendo suo cliente diretto, se mi succede un guaio devi venire entro 4 ore o 6 ore, 8 ore, ci sono addirittura anche 12 ore lavorative, quello viene in 12 ore. Se invece il venditore deve chiamare il distributore qua di Padova, faccio conto che io sono un venditore che sta a Milano, io cliente chiamo il mio venditore, dico: oh, un guasto, questo chiama il distributore, che era Acegas, era il vecchio Acegas, era, che distributore magari Estenergy, che distributore di tutti quanti gli impianti di gas qua a Padova, il centro e dintorni. Cosa facciamo? Questo qua dice: scusa, ho 10 chiamate prima dei miei clienti, cioè ti metto in coda perché la mia carta di servizi mi dice che prima devo intervenire subito sui miei clienti, e poi dopo, infatti, sulle condizioni contrattuali
dei venditori che non sono anche distributori, i tempi, come dice giustamente il nostro ascoltatore, si dilatano. Però io dal messaggio ho estrapolato un'altra cosa, rimettiamo un attimo in onda, perché forse ho capito male io. Ho capito bene io invece. Vabbè, aspetta che lo rileggiamo un secondo. Rileggiamolo. Vediamo se la regia me lo può rimettere. Un attimo solo, aspetta, mi chiedono tempo. Cioè, io chiedo questo, se succede questo, ovvio che tutto tende a portare per la situazione, no, non è possibile, tutto tenderebbe a portare nella situazione di restare col grande operatore che tutti conosciamo, giusto? Perché è quello che fa anche la distribuzione, o no? No, Carel. No, non ci perché siamo. A un certo punto potrebbe essere invece molto efficiente il nuovo distributore molto efficiente, molto bravo, che allerta subito chi mi dà l'energia, mi sistema tutto quanto e quindi mi risolve. Cioè dipende da quanto bravi sono i nuovi, chi scegliamo come nuovo gestore della nostra energia elettrica. Nelle giusto? realtà locali, e ti sto parlando locali, potrebbero essere provinciali, regionali, comunali, ci sono tanti venditori, no? Avete visto, ci sono 380 della luce, 700, 600 del gas. Nelle realtà locali, provinciali eccetera, ci sono venditori e distributori allo stesso per quella zona là. Esatto, quindi se io scelgo un venditore posso dire zona, anche, se ho il grandissimo distributore che noi conosciamo, che sono quelli che erano l'oligopolio del mondo del gas e della luce. Adesso ci sono anche delle società di vendita che sono anche distributori, cioè si occupano anche della rete, per cui gli viene ceduta in gestione anche la rete di distribuzione, per cui si occupano anche della manutenzione della rete. Quel telespettatore stava dicendo, io ho fatto esperienza perché si vede che è stato fortunato ad avere il venditore che era anche distributore. Qualità del servizio alta significa anche, per esempio, che ci sono gli store fisici dove puoi andare a incazzarti. Quindi qualcuno che ti risponde fisicamente al telefono, questo può essere un po' una prova. Adesso due grandi compagnie stanno implementando gli store fisici di contatto per i reclami, per i contratti, eccetera, perché hanno capito, le associazioni dei consumatori li hanno fatto capire, no? Che se stai distante dal cliente, il cliente ti abbandona il più presto possibile se può, perché il cliente vuole servizi di qualità. Chiaro. Pubblicità, torniamo tra poco.